Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio. Buona giornata a tutti e benvenuti su RC Radio Conegliano e su venetoglobe.com. In studio con noi quest'oggi c'è il dottor Davide Pozzobon, osteopata e fisioterapista, in compagnia della dottoressa Ilaria Cadorin, esperta in tecniche di rilassamento. Benvenuti. Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti. Allora, parliamo di questo progetto, Davide, che riguarda l'informazione sulla psicologia e il dolore. Che state facendo in questi giorni in quel di Conegliano? Diciamo che la collaborazione con la dottoressa Cadorin è iniziata da 6-7 mesi ormai nel nostro studio, ma magari ne parliamo un'altra volta di cosa facciamo nello studio. Parallelamente abbiamo pensato che era importante portare a conoscenza delle persone, quindi di tutte le persone che possono anche attingere a un certo tipo di servizio che va ad incrementare quella che normalmente è l'attività riabilitativa. Era interessante che le persone sapessero in che modo possono accedere a questo servizio. Abbiamo pensato di portare a conoscenza con 2 eventi nella zona di Conegliano proprio questa settimana, di informare le persone e di far capire anche in che modo alcune tecniche che sono estremamente potenti possono raggiungere anche l'utilità delle persone che nemmeno pensano di poter accedere a certi tipi di trattamento. Quindi la motivazione fondamentale è quella di portare più conoscenza alle persone su quello che facciamo, anche con delle attività che sono complementari o collaterali alla tipica attività riabilitativa che noi svolgiamo in studio. Per fare questo io mi avvalgo della collaborazione della amica dottoressa Ilaria Cadorin, che è molto brava ad organizzare eventi, lo fa da molto tempo. Lei si occupa di training autogeno sul territorio di Montebelluna, di Conegliano, quindi è molto conosciuta per l'attività di organizzazione dei corsi, e anche in questo caso abbiamo affidato a lei l'onere di portare queste tecniche che facciamo noi nel nostro studio e di associarle a quello che già lei propone alle persone, perché dal nostro punto di vista vanno ad integrarsi l'una con l'altra e diamo una opzione di scelta alle persone e anche di conoscenza molto varia. Credo che però sia giusto che ne parli Ilaria, certo, di come strutturiamo questo evento. Allora, dottoressa, per quanto riguarda appunto lei è esperta in tecniche di rilassamento, di che cosa si tratta? L'idea delle tecniche di rilassamento in questo momento, in questo periodo, è fondamentale perché siamo sempre più sovraccaricati da stimoli esterni, si parla tanto di stress, di tensione, e in questo momento ancora di più il corpo parla attraverso sintomi fisici, e questo è il lavoro di Davide, ma a volte il lavorare sul corpo non è necessario se prima non si è fatto un lavoro che parte invece dalla mente. Ed è per questo che abbiamo deciso, io e Davide, di proporre un corso formativo di cranio sacrale aperto a tutti coloro che sono interessati al benessere psicofisico, quindi non solo operatori nell'ambito del benessere, ma anche ostetriche, fisioterapisti o davvero qualsiasi persona che vuole apportare del beneficio a se stessa, ma anche ai propri familiari e ai propri amici. E tra questa settimana e la prossima ci saranno 2 eventi fondamentali di presentazioni gratuite di questo corso, dove noi informeremo le persone di questa tecnica, di questa disciplina olistica, proprio per dare modo di lavorare a 360 gradi sulla persona. Questi eventi li trovate già pubblicizzati nella pagina Facebook Ilaria Cadorin Training Autogeno, di volta in volta viene sempre aggiornata con i vari eventi, per cui potete tenerci sott'occhio e ovviamente lavorare con noi per il vostro bene, per il vostro benessere. Volevo ricordare le date. Allora, mercoledì 25 febbraio presso il centro danza alle ore 20:45 e poi c'è un'altra data che è sabato 7 marzo alle ore 17. Dottoressa, passa tutto attraverso il cervello, insomma, è proprio il cervello. Passa tutto, sì, assolutamente. Passa tutto e a volte parla un linguaggio che è verbale, per cui le persone arrivano da me e mi dicono: Ilaria, sto male, c'è qualcosa che non va. Altre volte invece è il corpo che si assume la responsabilità di comunicare questo malessere, quindi tensioni, dolori cervicali, ma anche cose più grandi. Mi sono bloccato a letto, non riesco più a muovermi, una cosa che può durare anche 3 mesi. Sicuramente l'andare a lavorare sul corpo è fondamentale, ma abbiamo capito, e ormai studi continuano a confermare questo, che un lavoro a 360 gradi che vada a prendere sia la parte corporea sia la parte psicologica è ciò che risulta essere più efficace e più utile in questo momento.
Vi ricordo che potete sentirci su RC Radio Conegliano, sui 90.6, il nostro sito è www.radioconegliano.it, il nostro portale video è www.venetoglobe.com. Dottor Pozzobon, voleva aggiungere qualcos'altro a quello che diceva la dottoressa? No, mi sento di confermare semplicemente tutto e sottolineo l'unica cosa che voglio sottolineare è la parte finale, terminale che ha citato Ilaria, il fatto della componente somato-emotiva. Io lo vedo da 15 anni nella mia attività, non esiste, ovviamente se uno ha preso una botta in un ginocchio no, ma nelle patologie che io definisco disfunzionali, cioè quel qualcosa che ad un certo punto smette di funzionare bene e fa male, sì. quel dolore che appare dal nulla, ha sempre, che ci piaccia o no, una componente somato-emotiva, che poi lei chiama psicosomatica, io chiamo somato-emotiva, semplicemente perché lei parte dal cervello, io parto dal corpo, ma stiamo parlando di un disagio che nell'essere umano coinvolge entrambi gli aspetti e non possiamo far finta che questo non esista. Benissimo, grazie a tutti per averci seguito e anche grazie ai miei ospiti. Arrivederci, grazie. Buongiorno, appuntamento giornaliero con l'attualità del territorio.